c'è questa sottolineatura a livello mondiale dell'Ocse che a me ha preoccupato. 461 miliardi di dollari di giro d'affari, il PIL dell'Irlanda e della Repubblica Ceca messi assieme. Cioè, questo è un dato perché quando poi vediamo degli aggregati, cioè pensare che due nazioni fanno, che il mercato illegale cuba il PIL di due nazioni, nell'immaginario ci viene più facile capire di che cosa stiamo parlando. E questo qui è un tema ovviamente dove poi dietro alla contraffazione, ma qui più un tema di forza dell'ordine, noi possiamo avere un percepito, ovviamente si annidano tutta una serie di capitoli di spesa di finanziamento che sono quelli dal riciclaggio del denaro, ma al finanziamento del terrorismo, al finanziamento delle mafie e quant'altro, perché poi ovviamente tutti questi fenomeni hanno bisogno di provviste che non possono che essere raccolti sui mercati illegali, diciamo così. Un altro tema che noi sottolineavamo come importante è tutto quanto il tema dei marchi e dei brevetti, cioè la contraffazione dei marchi o l'assonanza sui marchi. E qui c'è un tema anche di indotto relativo. Noi lo vediamo perché tante volte i nostri uffici, poi sono derivazione del Ministero ovviamente dello Sviluppo Economico, quando le imprese si presentano, una delle domande che ci fanno è: siamo sicuri che una volta che il marchio è depositato non corro più rischi sulla contraffazione, come funziona la tutela, quant'altro? E c'è anche tutto quanto un tema di assonanza, tanto che i nostri uffici danno anche dei consigli: non proteggete soltanto il marchio in sé per sé, ma fate le categorie anche con le vicinanze, perché tante volte, sempre su questo Italian Sound, che dopo vedremo no, di che cosa genera, c'è questo tema sul fatto dell'andare a mettere i marchi leggermente contraffatti, che tante volte noi ce ne accorgiamo facilmente sui grandi marchi, cioè se uno contraffà il marchio Ferrari, il 99% ce ne accorgiamo, ma se uno fa una contraffazione di un marchio di calzature della Riviera del Brenta, che magari per chi frequenta meno il territorio non sa che è un prodotto veramente di nicchia che esporta il 90%, 20 milioni di paia di scarpe, quartier generale della Louis Vuitton e bla bla bla, ma lì ci sono dei marchi secondari che vengono contraffatti in maniera abbastanza semplice. Un altro dato importante è quello relativo ad una nicchia di mercato, che è quello degli apparecchi e materiale elettrico, con un'attenzione, perché qui andiamo a mettere nelle mani dei nostri figli, dei cittadini, prodotti potenzialmente insicuri, quindi oltre al tema della contraffazione del prodotto, anche un tema di sicurezza. E qui andiamo a vedere che sul materiale informatico l'aumento è stato, a mio parere, spaventoso, siamo intorno oltre al 23%, che è tantissimo. Su quello elettrico siamo prossimi al 15%. Per darci un'idea, e questo ci fa capire anche come, quello che dicevo all'inizio, anche l'economia sommersa segue i trend del mercato, alcuni altri settori hanno avuto incrementi molto minori, tipo l'abbigliamento e quant'altro. Un altro tema è il tema della moda. Questo è molto importante per l'Italia, perché ovviamente l'Italia forse, meglio, togliamo il forse, diamoci un po' di sano nazionalismo, ma è il paese dove la moda ha la sua patria, diciamo così. E quindi noi abbiamo che c'è un'incidenza molto forte su questo settore, con 2,25 miliardi di euro. E qui, tornando al tema dei calzaturifici di cui dicevamo prima, c'è questa attività fatta da parte dell'Asso Calzaturifici, perché noi abbiamo seguito da vicino, avendo questo importante distretto sul territorio, insomma, nel nostro piccolo di realtà da lavoro a 10.000 persone, quindi dobbiamo darci del lei, ma il settore delle calzature, soltanto quello, assesta una range tra i 190 e i 240 milioni di euro diciamo così, di merce contraffatta. E lo citava già prima la dottoressa Riccio il tema dell'Unione Europea, che su alcuni temi la vediamo su questi settori qui un po' come madre e madrigna, perché a volte allarga un po' troppo le maglie, quindi facciamo un po' fatica.
Abbiamo tutto quanto il tema del dato europeo dove questo costo della contraffazione rilevato proprio va a impattare per 4,5 miliardi di euro e 50.000 posti di lavoro. 50.000 posti di lavoro è la città di Rovigo, per capirci, Rovigo ha circa 50.000 abitanti, sempre per darci una dimensione, perché a me viene più facile capire le cose quando me le rapportano ad un qualcosa di reale, perché uno dice 50.000 posti di lavoro rispetto a oltre 60.000 di abitanti, vabbè, non sono neanche tanti, in realtà poi 50.000 posti di lavoro vogliono dire tanto. Che attenzione, non è che nel sommerso non ci siano posti di lavoro, ma qui scatta tutto quanto un tema relativo a come sono questi posti di lavoro, all'evasione contributiva, alla sicurezza del lavoro e quant'altro, quindi tutto quanto un aspetto di questo tipo qui. Ovviamente qui c'è un tema che il fatturato del falso, rapportato ai numeri precedenti, sembrerebbe avere un rapporto diverso rispetto a quello del fatturato mancante alle imprese che operano. Però la non coincidenza tra i due valori è facilmente spiegabile, perché quando noi andiamo a fare la stima sul prodotto contraffatto lo facciamo a valore di costo, ma il valore originale, quindi la perdita di valore per il brand, è molto più elevato, perché il brand ha un valore di vendita maggiore rispetto al prodotto contraffatto, quindi il danno è molto maggiore perché fa perdere anche il valore al marchio.